Ci fermiamo un attimo per l'introduzione alla veglia di preghiera, un attimo solo col coro, un attimo solo il coro, fermila col coro. Il processo sinodale è prima di tutto un processo spirituale. È un'esperienza di ascolto dello Spirito e nello Spirito Santo. Vogliamo stasera, nella vigilia della solennità di Pentecoste, invocare con forza e convinzione lo Spirito, che è guida e sostegno dei passi che la Chiesa universale e italiana stanno compiendo nel cammino sinodale. Nella preghiera apriamoci all'azione dello Spirito, che conduce ogni uomo alla ricerca del vero bene e lo conduce alla fonte della gioia autentica insieme. Vieni, Spirito Santo, aiutaci a camminare insieme sempre più e meglio, perché ci hai chiamati per nome e cammini con noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi, sentiamoci come i discepoli nel cenacolo, radunati con Maria in attesa del compimento della promessa di Gesù. Il Signore non ci lascerà soli. Il suo Spirito camminerà con ciascuno di noi ogni giorno e sarà la nostra forza. Il suo Spirito farà di noi i testimoni gioiosi ed appassionati della buona notizia del Vangelo,
E voi percorrerete le vostre strade, raggiungerete i confini della terra per raccontare questa speranza che è speranza di ogni uomo. Vogliamo dunque fare memoria e rivivere la promessa e il compito che Gesù ha affidato ai suoi discepoli nel giorno del suo ritorno al Padre. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Gesù il risorto è in mezzo a noi e ci dona il suo spirito, lo spirito dell'amore, lo spirito che dà la vita. Apriamo il nostro cuore al dono che ci è consegnato. Vieni, Spirito Santo, e donaci di portare frutto. Invochiamo lo Spirito del Signore perché ci trasformi interiormente. Vieni, Spirito Santo, fa di noi creature nuove, libere, fedeli. Lo Spirito del Padre ci abiterà se vivremo nell'amore. Vieni, Spirito Santo, donaci un cuore capace di amare. La condizione per diventare nuovi nello Spirito è la docilità. Vieni, Spirito Santo, guidaci nella via della santità. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Sinodo ci ha consegnato 3 parole importanti, 3 situazioni dove lo Spirito è all'opera: la comunione, la partecipazione e la missione. Rimaniamo in ascolto dello Spirito che crea comunione. Quest'anno pastorale che si sta concludendo ci ha fatto molto riflettere e meditare sulla comunione, in particolare sulla chiamata a costruire comunione, ad essere corpo. Una chiamata che è un vero dono e compito che ci viene affidato. Come custodire questo dono? In quest'anno di consultazione sinodale la domanda è stata fatta a molte comunità, a molti gruppi, e diversi gruppi diocesani ci hanno restituito alcune suggestioni che a pagina 6 trovate sintetizzate. Queste sono andate anche nella sintesi che poi è stata inviata a Roma per il Sinodo dei Vescovi. Come custodire questo dono? Emerge la necessità che sia maggiormente valorizzato e considerato il contributo di ogni associazione o aggregazione laicale presente in diocesi. Anche questo è costruire comunione, fare strade insieme. Essere corpo presuppone come caratteristica essenziale l'umiltà. Un modo per vivificare la comunione è riconoscere che camminano con noi anche coloro che sembra non lo facciano davvero. Sono quelle persone battezzate alle quali siamo accomunati da tanti aspetti della vita quotidiana e anche da valori essenziali per la vita. Gli organismi di partecipazione e i diversi livelli di cui sono strutturate le collaborazioni tra comunità
possono essere davvero visti come occasione per far crescere la comunione tra preti e laici. Infine, il contrassegno della comunione sinodale è il pluralismo, la differenza. La Chiesa sinodale è sinfonica, poliedrica. Usando l'icona della Trinità si potrebbe dire che la sinodalità ecclesiale obbedisce alla dinamica d'amore della Trinità. Ecco, alcuni pensieri che vengono dalle nostre comunità, pensieri che chiedono di essere ora illuminati dalla parola di Dio. Lo Spirito ci racconta esperienze di comunione attraverso l'ascolto della parola di Dio. Con il canto mettiamoci in ascolto della parola che siamo chiamati ad ascoltare e ad annunciare.
Dagli Atti degli Apostoli. Gesù si mostrò agli Apostoli vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Gesù si mostrò agli Apostoli vivo, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Ancora dopo la risurrezione Gesù approfondisce quanto già aveva detto. Ricordate le parabole del regno, aveva parlato molto del regno. Appare loro e parla delle cose riguardanti il regno di Dio. Ma poco dopo qualcuno gli domanda: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Gesù parla delle cose riguardanti il regno di Dio. Gli apostoli chiedono il compimento del regno per Israele. Non è proprio la stessa cosa. Non è proprio la stessa cosa. Ecco, mi pare di poter dire che si può constatare senza difficoltà che c'è, per così dire, un'incapacità da parte degli apostoli di capire. Un'incapacità che appare fisiologica nella mente e nel cuore degli apostoli, certamente, ma possiamo dire anche di ciascuno di noi. Quello che è il progetto di Dio, le cose riguardanti il regno di Dio, viene istintivamente ricondotto alle prospettive e alla misura umana, che è inevitabilmente una misura particolaristica, il mio particolare, individualistica, inevitabilmente divisiva. Non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, risponde Gesù. L'espressione greca originale, tradotta in italiano con non spetta a voi, è più semplice, più generica. Non è di voi. Non è di voi conoscere tempi e momenti. Cosa vuol dire non è di voi? Vuol dire che è di qualcun altro, quindi in qualche modo è giusto, non compete a voi, non spetta a voi. Però non c'è solo il registro della competenza, c'è anche quello della possibilità. Non è di voi, cioè è fuori della vostra possibilità. Non è in vostro potere, non è nelle vostre possibilità. E proprio per questo probabilmente avviene quella inevitabile riduzione. Gesù parla del regno di Dio, noi intendiamo il regno per Israele.
perché supera le vostre possibilità. Ma proprio per questo allora riceverete forza dallo Spirito Santo, da quello Spirito nel quale fra pochi giorni, dice Gesù, sarete battezzati in Spirito Santo, battezzati, cioè immersi. Immersi in chi esattamente? Beh, in Gesù. In Gesù, il battesimo è un battesimo in Gesù. Immersi in Gesù possiamo dire perché riempiti dallo Spirito Santo, immersi nelle cose che riguardano il regno di Dio e che Gesù ci ha rivelato, proprio perché riempiti dallo Spirito Santo, e solo perché riempiti dallo Spirito Santo, perché senza Spirito Santo restereste assolutamente incapaci, impossibilitati a capirle, ad immergervi. E continuiamo nei passaggi di questo brano, e proprio per questo, proprio perché riempiti di Spirito Santo e quindi immersi in Gesù, capaci di comprendere le cose del regno di Dio, proprio per questo sarete resi capaci di testimonianza. Testimoniare che cosa? Ovviamente testimoniare Gesù e il suo messaggio evangelico, il regno di Dio, ma concretamente testimoniare Gesù e il suo messaggio evangelico attraverso quella modalità molto precisa e molto concreta che Gesù ha affidato loro e che ha indicato come condizione di credibilità della loro testimonianza: l'unità. Traduciamolo con le parole che sono oggi in primo piano: il camminare insieme, ciascuno con il proprio dono. Il titolo della nostra lettera pastorale indica esattamente questo: l'unità. Abbiamo ascoltato in tutti questi giorni la lettura dei capitoli che Giovanni l'Evangelista dedica all'ultima cena di Gesù e ai discorsi che egli fece in quel frangente dei capitoli 13 ai capitoli 17. Ebbene, in questi capitoli ritorna ossessivamente, potremmo dire, la preoccupazione per l'unità, che siano una cosa sola, che rimanete in me, che siano uniti perché il mondo creda che tu mi hai mandato. È la condizione di credibilità della testimonianza. Qualsiasi testimonianza, magari anche quella fatta con discorsi meravigliosi, ma che non sia accompagnata da questo impegno di essere uniti, di camminare insieme, non è credibile. Potrà magari far chiasso, ma non è credibile. Tu cammini con noi, titolo della veglia. Lo Spirito Santo cammina con noi e rende possibile il camminare insieme, il camminare sinodale. Vieni, Spirito Santo, illumina le nostre menti e i nostri cuori, donaci la tua forza perché possiamo capire e mettere in pratica quel camminare insieme che realizza il vivere ecclesiale e la testimonianza.
La comunione ha la sua sorgente nella vita nuova che ci è stata data nel battesimo. Per questo rinnoviamo ora le nostre promesse battesimali e ricordiamo nel segno dell'acqua il nostro battesimo, fonte di comunione e di unità. Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del sacro tempo dei 50 giorni, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Con il canto accompagniamo il momento dell'aspersione.
Ci sediamo e ci lasciamo provocare dalla seconda parola del Sinodo, partecipazione. Ascolteremo due semplici testimonianze di quello che può significare la partecipazione nella vita della comunità cristiana e nella esperienza della carità. Ho scoperto il Vangelo sotto nuova luce. Ho capito che non ero una cristiana autentica perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro il mio unico scopo di vita. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. Ciao a tutti, sono Monia. Vi racconto un po' della mia storia. Tutto iniziò nel 1994. Quell'anno fu decisivo e incisivo per la mia vita. Arrivavo da anni piuttosto burrascosi e faticosi, dove primeggiavano le litigate e le incomprensioni con i miei genitori, il mio bisogno di indipendenza e il desiderio di trasgredire le regole. Sicuramente Dio non era al primo posto nella mia vita, anche se nel profondo del mio cuore alle volte percepivo la sua presenza. Diciamo che ero ben occupata in tutt'altre faccende. Poi un giorno ricevetti un invito inaspettato a fare un pellegrinaggio in un santuario mariano, che accettai più per fare contenta mia mamma che altro. Ma il Signore aveva i suoi progetti ed era lì ad aspettarmi. Aveva preparato tutto per bene. Appena arrivata mi sentii subito amata, accolta e giorno dopo giorno risanata e incoraggiata a intraprendere un cammino diverso. E come accade per le cose di Dio, dopo questo pellegrinaggio, poco tempo dopo, mi ritrovai a fare anche un'altra esperienza in un gruppo del rinnovamento qui a Vittorio Veneto, in diocesi, proprio qui, tra l'altro, in cattedrale, in cripta. Il Signore aveva aperto una strada in attesa. Grazie al suo operare in me, la vita cominciava a prendere un'altra forma. La pace, la gioia, un cuore risanato e grato pian piano si facevano strada. Da allora, da quel lontano 1994, non ho più lasciato il rinnovamento, è diventato una parte di me. Attraverso anche questo cammino ho conosciuto mio marito Elvis, poi abbiamo avuto 2 figlie, Elena e Chiara, e insieme a noi negli anni tantissimi amici, fratelli e sorelle hanno camminato con noi, insieme a noi, e hanno condiviso piccoli o grandi pezzi di questo cammino. Ho ricevuto così tanto dal Signore che il desiderio di ricambiare il suo amore è sfociato anche nel servizio alla mia parrocchia. Io sono qui della cattedrale. Sono catechista da 14 anni. Accompagnare alla fede i più piccoli ed i ragazzi, per me, per noi catechisti, è una sfida continua che accolgo con gratitudine ed è sempre, sempre motivo di crescita. Domani mattina, qui in cattedrale, i ragazzi che accompagno da 6 anni, che accompagno al catechismo, insieme a Don Farel,
a Suor Irma, ma poi c'è anche la parrocchia di Salsa con noi e quindi anche Chiara, Cristina e Irene, la nostra aiuto catechista. Domani riceveranno la cresima. Stasera preghiamo anche per loro, sono 36 ragazzi. Lo Spirito Santo scenda copioso nel loro cuore. Concludo questa mia breve testimonianza con le parole del salmista che sento sempre più risuonare nel mio cuore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Buonasera a tutti, sono Rosa Maria. Ogni mese mi reco nella sede provinciale del Banco Alimentare per preparare i pacchi di alimenti, generi di prima necessità, da consegnare alle famiglie dei poveri. Siamo 6 volontari, confezioniamo i pacchi, recitiamo l'Angelus e partiamo per consegnarli alle famiglie che ci sono state assegnate. Ho iniziato questa caritativa circa 10 anni fa. Mi è stata proposta da un'amica. All'inizio non avevo chiaro quello che andavo a fare e continuavo a confezionare, pregare, portare. Ora, dopo anni, ringrazio la compagnia di amici, la fraternità a cui appartengo, che mi ha accolto ed educato a riconoscere l'altro come un bene per me. E allora anch'io vado a portare i pacchi nelle famiglie povere e a condividere le loro difficoltà e a raccontare anche un po' di me. E tutto ha un senso. Entrare in quelle case mi è diventato familiare. 2 famiglie sono di origine albanese. Quando arrivo i bambini mi vengono incontro e vogliono vedere che cosa c'è nei pacchi. Gli adulti mi chiedono sempre come sto e continuano a ringraziarmi. Mi siedo con loro, bevo l'aranciata che mi offrono. Qui ho visto i frigoriferi vuoti, case senza riscaldamento, però anche i loro sorrisi. La terza famiglia è il gruppo di zingari. Li ho conosciuti durante il lockdown. Il padre in carcere, ma nel periodo del lockdown era ai domiciliari, così ho potuto incontrarlo. E mi ha detto: tu sei amica di Silvano che si occupa di noi, sei la benvenuta. Silvano è un amico che segue una delle parrocchie della Pedemontana e ha in affido il nipote più grande del gruppo. La madre, giovanissima, sorride sempre e una volta mi ha confidato che si era messa a studiare, ma che poi ha deciso che il suo lavoro nella vita è fare la mamma. Infatti ci sono 4 bambini in quella casa. Nella quarta famiglia c'è un ex carcerato e suo fratello malato. Questo incontro ha ribaltato il mio modo di pensare e di pormi davanti alla realtà. Lo conobbi quando lavoravo come veterinario nella zona di Sacile. Michele, così si chiama, ha un piccolo appezzamento di terra con animali. Un giorno, dopo il controllo degli animali, davanti a una birra mi raccontò tutta la sua vita. 22 anni di carcere per rapina a mano armata, droga, un figlio, la compagna che lo lascia e lui fa il ragazzo padre. Io rimasi stupita di come mi aveva raccontato semplicemente della sua vita. Poco tempo dopo lo invitai durante la Settimana Santa alla messa del Giovedì Santo. Il sacerdote della mia parrocchia cercava tra le persone a cui lavare i piedi un ex carcerato. Quella sera arrivò in chiesa vestito come un bambino che sta per ricevere la prima comunione.
Dopo 30 anni si riconciliò con Gesù e ricevette la comunione. Fu una festa per tutti. Poche settimane dopo rientrò in carcere, doveva scontare ancora 3 anni per reati minori. Prima di entrare alle 7 di mattina mi telefonò per avvisarmi. Io gli dissi: mi raccomando, non perderti. E lui: non preoccuparti, quello che ho incontrato non lo lascio più. Sono stata a trovarlo in carcere più volte e un giorno mi disse che tutto quello che riceveva in cibo e in soldi lo condivideva con alcuni che erano in cella con lui, perché mi disse che erano più poveri di lui. I suoi amici ex drogati si erano nel frattempo presi cura di suo fratello e anche degli animali. Anche a me aveva raccomandato di stare accanto a suo fratello e così ho fatto. Il 3° anno è stato inserito nella nostra parrocchia per fare lavori utili sotto la responsabilità del parroco. Volevo semplicemente comunicarvi la bellezza di vita che mi sta capitando ogni volta che incontro questi fratelli e sorelle che vivono ai margini. Mi rendo conto che tutto questo accadere non dipende da me ed io continuo ad andare in caritativa perché c'è una compagnia vocazionale di amici che mi sostiene, la Chiesa che emerge accanto a me. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza, o perché è bene quello che è male,
ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto. Come tu accogli ciascuno nonostante i nostri difetti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che come sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
La terza parola che ci consegna il Sinodo è missione. Siamo un'unica barca piena di popoli ormai ravvicinati nello spazio e nel costume, ma in un mare molto mosso. Se non vogliamo andare incontro a gravi dissesti, la regola è questa: tutti per uno, uno per tutti. Insistere su quello che unisce, lasciar perdere quello che divide. Prima di ricevere dal Vescovo Corrado il mandato per la missione di essere testimoni dello Spirito nella nostra vita, prendiamoci qualche minuto di silenzio per ritornare su ciò che lo Spirito questa sera ci ha suggerito. Cosa ha detto al nostro cuore, alla nostra vita? Nel silenzio ci chiediamo: quale parola risuona in me al termine di questa serata e desidero condividere con gli altri? La scrivo nello spazio bianco con la matita che ho ricevuto. La parola che desidero condividere è:
Ci mettiamo in piedi per ricevere dal Vescovo l'invito ad andare e testimoniare ciò che lo Spirito ci ha suggerito. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia, a voce alta, in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la buona notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d'amore fino in fondo e di vita contagiosa, ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. Non è vero che una via o l'altra fa lo stesso. Non è vero che ogni verità può andar bene. Non è vero che ciascuno trova comunque la sorgente di vita. Se tu sei via, verità, vita per me, lo sei per tutti. Tu puoi raggiungere le persone su ogni strada, ma io non ti troverò se non cercandoti e annunciandoti sulle strade dei miei fratelli e sorelle. Eccomi, Signore, manda me, fino ai confini del mondo, lieto e leggero come colui che ha trovato l'amore. So che mentre indicherò la strada, la troverò. Mentre cercherò di offrire quel che so di te, imparerò a conoscerti. Mentre metterò la vita a disposizione, scoprirò finalmente di vivere. Prima della benedizione e del mandato, uniamo tutte le nostre voci e con fede preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Dio che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei secoli, guidi i vostri passi e illumini le vostre parole. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del mondo possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. E per intercessione della Beata Vergine Maria e del nostro patrono Sant'Iziano, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E prima del congedo che il diacono si appresta a fare, voglio ringraziare tutti coloro che hanno
preparato questa veglia così intensa, così bella. Ecco, penso che tutti condividiate. Ringrazio in modo particolare Gianluigi, il responsabile della consulta delle aggregazioni dei cari, e Don Andrea, l'assistente di questa consulta, che hanno lavorato insieme ai loro collaboratori con altri a preparare questo testo ricco e stimolante. Grazie anche al nostro coro, che veramente ha superato se stesso, proprio ha cantato molto bene e ci ha aiutato davvero e ha creato un clima di preghiera e di contemplazione. Grazie a tutti voi, care persone, cari amici e confratelli. In modo tutto particolare ringrazio i vari responsabili delle associazioni che hanno incoraggiato la partecipazione. Si rivela davvero, osservavo poco fa, si rivela un'intuizione buona quella di dedicare la veglia di Pentecoste alle varie aggregazioni che fanno parte della consulta, ed è un modo proprio per dire l'unità e la diversità nella comunione che deve caratterizzare la Chiesa, quel camminare insieme, ciascuno con i propri doni, che deve diventare sempre più la nostra stella polare che ci guida e ci sostiene. Concludiamo e ringrazio anche la Tenda TV che ci ha seguiti, ha irradiato a chi non ha potuto essere presente questo evento. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Ora davvero siamo invitati ad uscire, invitati alla missione, ad andare a farci missionari e testimoni con la nostra vita. E lo faremo con un gesto simbolico. Durante il canto finale usciremo dalla porta della cattedrale e ci recheremo divisi in 6 gruppi, in 6 luoghi diversi qui attorno. I luoghi sono il cortile del patronato, sotto la loggia, vicino alla fontana, davanti alla biblioteca civica, nel cortile della Caritas e nel seminario. Ecco, ci sono all'esterno alcuni incaricati che alzano un cartello con l'indicazione del luogo che è abbinato al colore della matita che avete ricevuto. Ad ogni colore corrisponde un luogo. Seguite queste persone e dove arriverete ci sarà una breve condivisione e conclusione insieme. Quando volete potete uscire, Siete mandati